Mister, che è successo? C'è stato un infortunio dell'arbitro. Aspetta che ci mettiamo un po'. È stato un infortunio dell'arbitro, quindi sospesa. E l'arbitro non può fare il guardialine? Non ce la fa? No, dicono di no, hanno provato a chiamare il presidente ha detto sospesa, data da destinarsi, quindi non sappiamo quando la recupereremo. 45 minuti di gioco che bene per quanto mi riguarda, a parte quel maledetto infortunio difensivo di Gasparini che purtroppo di solito non ne fa mai. No, De Savio. Ah sì, quindi eravate sotto. Sì, abbiamo fatto a mio avviso Sì. un ottimo primo tempo, forse è la frazione di gioco migliore dell'inizio anno. Gli infortuni succedono, è capitato Del Savio che stava facendo comunque sta facendo un ottimo percorso, quindi capita, ci siamo fatti gol da soli e poi facciamo fatica a fare gol davanti, ma questo lo sappiamo. Sì, perché effettivamente poi se dobbiamo analizzare su un altro sbaglio poi della difesa, altro pericolo subito, però solo lì perché poi avevate controllato bene. Sì, allora mettiamo anche sul piatto della bilancia che stavamo giocando contro il Sandonà, che è comunque un'ottima squadra, che viene da risultati positivi, molto positivi, e quindi anche diciamo, la qualità della squadra avversaria era come un'ottima qualità, e quindi noi siamo stati bravi a mio avviso a metterli sotto, perché il primo tempo secondo me non meritavamo di essere sotto. Bene, e adesso quando si recupererà? Perché il problema c'è di recuperare questa gara e tutte ste menate e quindi che facciamo? No, diciamo che adesso la testa nostra deve essere subito a domenica prossima, perché comunque non credo che la recupereremo in questa settimana, quindi noi dobbiamo pensare alle prossime 3 gare e di fare più punti possibile per girare comunque il girone d'andata con magari un po' di punti in cascina, quindi questo è il nostro obiettivo. Porto Bonsue stava vincendo con il Cavarzano. Ma sì, ma noi dobbiamo fare il nostro cammino è quello che adesso dobbiamo legarci le ferite, perché ci siamo fatti delle ferite da soli e quindi dobbiamo essere bravi anche a rimarginarle. Ripeto, siamo in una società dove che non ci fanno mancare nulla, dove quello che si può si fa fatto bene, e io devo solo ringraziarli per questo, e si sta bene, quindi noi dobbiamo fare di tutto per dargli le soddisfazioni che meritano. Parlavi prima del solito problema che non si segna, tra l'altro non gira nemmeno su Janko, perché ho sentito che c'è questo ginocchio che ha qualche problemino. Sì, Jürgen poverino ha fatto una distorsione al collaterale, quindi adesso vediamo l'entità, speriamo di recuperarlo il prima possibile e poi insomma vediamo di recuperarlo il prima possibile. Benissimo, ti ringrazio, qui sentiamo a parlare dell'arbitro, ma vediamo che cosa succede, ma potevi arbitrarla tu. Ah beh sì dai, no. Stiamo scherzando. Ciao, grazie Massimo.